oggi apriamo le porte ufficialmente, siamo già aperti da qualche settimana in verità, ma oggi ufficialmente apriamo la nuova sede di AIS Veneto. Rimaniamo a Montebelluna, ma finalmente abbiamo uno spazio sicuramente più agibile, più accessibile e a disposizione dei soci che vorranno trovarci, contattare la nostra segreteria e magari anche poter disporre di una sala attrezzata che abbiamo messo a disposizione. Quindi una bella notizia nel momento giusto, mi sento di dire, nel momento in cui piano piano stiamo tentando di riaprire le attività, riaprire anche con i mezzi e gli strumenti giusti. La sede da questo punto di vista per noi è un grande passo avanti. L'apertura delle attività è un segnale importante per un'associazione che, come il mondo intero, è rimasta parecchio segnata dalle vicissitudini di questa pandemia, quindi anche noi lentamente stiamo cercando di tornare alla normalità. Riuscire a tornare agli eventi in presenza per noi è fondamentale, quindi oggi in presenza per questo consiglio direttivo regionale, lo ricordo, oggi è stato approvato il bilancio di AIS Veneto con buoni risultati fra l'altro, ma questo sia l'auspicio per la ripresa anche delle attività, delle attività in presenza. A breve, a giugno, il 18 giugno per l'esattezza, il primo appuntamento che segna il ritorno alle attività vere, quelle con il bicchiere in mano. Ecco perché è qui con me Paola Bonomi, delegato di AIS Vicenza, perché con la delegazione di Vicenza quest'anno riprenderemo il filo di quell'iniziativa benefica che è partita a ottobre scorso, ma che troverà giocoforza un percorso più lungo, celebrando il 18 giugno la degna chiusura di questa iniziativa. Come siamo messi, Paola? Siamo messi bene, chiaramente siamo fervorosi preparativi appunto per poter fare questo evento in presenza. Faremo 3 sessioni di degustazione dove festeggeremo anche i 10 anni di Alba Vita di questa iniziativa. Consegneremo poi l'assegno a Vicenza for Children di tutto ricavato delle vendite di questa edizione, grazie anche al vino gentilmente offerto dall'azienda Dalmaso. Quindi ricordiamolo, da qui al 18 giugno fra l'altro abbiamo messo in piedi alcune ulteriori promozioni per spingere la vendita di questo magno, quindi chi ci vuole dare una mano, chi vuole aiutare Alba Vita, chi vuole aiutare Vicenza for Children può ancora farlo da qui fino al 18 giugno, ma soprattutto può farlo presenziando a questa occasione straordinaria di degustazione. Lo ricordava Paola poc'anzi, 10 edizioni e 10 magno in degustazione libera in 3 turni, quindi rispettosamente legati alle indicazioni del distanziamento. Potremo gestire 3 sessioni di degustazione con la possibilità di avere al proprio tavolo, con gruppi molto ristretti, un relatore AIS e il produttore stesso, quindi anche dal punto di vista della piacevolezza della narrazione di questi vini è anche un'occasione più unica, direi, più unica che rara. Vi aspettiamo numerosi a questo appuntamento. Per iscriversi, al solito, torniamo a ricordare le cose a cui eravamo molto legati fino a poco tempo fa, dal sito di AIS Veneto, www.aisveneto.it, oppure dalla pagina degli eventi www.winexperience.it.